Buonasera a tutti, grandi applausi in studio. Ebbene sì, direttamente dallo studio 1 di TV Campane va ora in onda una spumeggiante trasmissione. Ma prima lasciatemi dire una cosa, TV Campane, che spesso è stata la prima vetrina degli artisti partenopei oggi affermati, ha visto nascere artisticamente tante voci nuove ed anche crescere. Questa sera le nostre telecamere si accendono sul volto di una giovanissima cantante, devo dire molto matura per la sua età, una guaglioncella napolitana, ebbene sì. E cosa dire, lei ha grinta da vendere, un ritmo travolgente, una vocina molto delicata. E la conosceremo benissimo questa sera. Con i vostri applausi più calorosi in studio accogliamo la raggiante Lucia Diamante! Pallone Osuna, so picciarella, ma so bellella, tengo 10 anni, mi piace cantare, e tengo marito cuore, e credo sempre all'amore, voglio una vita speciale, non poche rossetto per farla pura, con la guagliella napolitana. Firmato non so Milano, tengo sta bella nera solo rinde in mano, e tu cama pizzacana, e voglio bene a questa gente, capo mi sente e poi mi applaudo mentre canta, sono avvocato e gli stili, a tua ricchezza è solo un migliore amico. Voglio chattare, voglio parlare con le mie amiche, mi piace giugia, fa principessa e questa casa, e si mangazza mi mette a Luca, e tengo marito cuore, e credo sempre all'amore, voglio una vita speciale, non poche rossetto per farla pura, con la guagliella napolitana, vesto tutto firmato, non so Milano, tengo sta bella nera solo rinde in mano, e tu cama pizzacana, e voglio bene a questa gente, capo mi sente e poi mi applaudo mentre canta, sono avvocato e gli stili, a tua ricchezza è solo un migliore amico, con la guagliella napolitana, vesto tutto firmato, non so Milano, tengo sta bella nera solo rinde in mano, e tu cama pizzacana, e voglio bene a questa gente, capo mi sente e poi mi applaudo mentre canta, sono avvocato e gli stili, a tua ricchezza è solo un migliore amico, con la guagliella napolitana. Buonasera, amore mio, buonasera, mi fai un abbraccio, dai. Ciao Lucia Diamante, grazie a queste meravigliose ballerine. Se mi passate un attimo il microfono cortesemente, io vi faccio anche dire i vostri nomi, siete bellissime, coloratissime. Come ti chiami? Miriam. Te? Emma. Beatrice. Oh, queste bellissime ragazze le vedremo spesso, ecco, in studio, perché accompagneranno ogni canzone di Lucia Diamante. Grazie, grazie ancora, ma adesso veniamo a noi. Sei emozionata? No, non... Se ne frega proprio. Ecco, lei mi dà coraggio. Prima di entrare nel clou di questa bella trasmissione dobbiamo assolutamente salutare la tua Melissa, Sì. tua sorella Melissa. Giriamoci verso la telecamera. E tutta la mia famiglia che E la tua mi mamma che supporta. non è qui stasera ma ti sta guardando
guardando sì. da casa, quindi un grande bacio alla tua mamma, va bene? Sì, sì. Adesso accomodiamoci pure perché dobbiamo presentare le ospiti in studio. Allora, si tratta di, con i vostri applausi sempre in studio, di Raffaella Apicella, sponsor e consulente d'immagine di Lucia. Buonasera, buonasera. Ecco, il microfono l'avete, se avete bisogno anche del mio me lo dite, ve lo do. Poi ancora abbiamo Roberta e Gabriella Avagliano, che fanno parte dell'Accademia della Danza di Cava dei Tirreni. Buonasera, buonasera a tutte e due sorelle gemelle. Lucia, ce la fai a sederti? No, non ce la, povera creatura, lo scappello è troppo, vieni che ti aiuto. 1, 2, 3, mazza quanto sei pesante, burro e marmellata, Allora, io voglio subito dire ai nostri amici telespettatori che se vogliono entrare in diretta e parlare con Lucia possono farlo attraverso il numero che vedete in sovraimpressione. Potete anche mandare dei messaggi WhatsApp, noi li leggiamo tutti e siamo contente di rispondervi. Ecco, detto questo, amore mio, Madonna, dice di no ma è emozionata. Parliamo un po' del tuo lavoro discografico Guaiuncella Napoletana. Sì, allora, ecco. Il mio lavoro discografico prende il nome del mio primo inedito, Guaiuncella Napolitana, che parla di me, del mio carattere e di quello che penso. E sono molto contenta, sono molto fiera di essere venuta qui stasera e mi fa piacere. Io ti guardo e mi incanto perché, come vi avevo detto, è molto matura, ecco, per l'età che ha, ed è una ragazzina molto caparbia, segue i suoi sogni, i suoi progetti, e prossimamente cosa bolle in pentola si può sapere? No, ancora presto, dedichiamoci a questo lavoro, vero? Sì, ecco, ci saranno nuovi inediti però. Ci saranno nuovi inediti che presenterai sempre qui su TV Campane. Sì. Dobbiamo guardare sempre in telecamera. A proposito, vogliamo salutare anche i fratelli Marigliano, ecco gli editori di TV Campane, con i vostri applausi in studio. Ancora la regia di Pino Fontana ed Antonio Esposito, al nostro amico Roberto, ecco, il nostro cameraman di fiducia. Detto questo, tu non vedi l'ora di cantare, lo so benissimo. Però, ecco, non ci sono solo loro questa sera come ospiti fisse o fisse, sono femmine, fisse. Ecco, ci saranno tanti ospiti ancora, però non diciamo nient'altro, dai, perché lasciamo tutto all'immaginazione e alla sorpresa, va bene? Sì. Adesso è il momento di ascoltare un brano dal titolo Gesù, Giuseppe, Sandan e Maria. Ne hai fatto pigliare colore a nessuno, ecco. Chi sono gli autori, chi sono gli arrangiatori? Sì, è una cover di Cinzia Oscar. Questa è la cover di Cinzia Oscar. Sì, sono... benissimo, pensavo che gli arrangiatori invece sono Peppe Migliaccio, che salutiamo con grande affetto. È un grande, vero Peppe Migliaccio? Sì. Bene, allora siamo pronti, anzi sei pronta per cantare Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria? Bene, ma prima c'è una telefonata per te, dai, prendila a te che sei la padrona di casa, vai. Pronto? Buonasera. Buonasera. Ciao Luci, tu chiamo Enzo. Enzo, e chiami da? Ciao Luci. Enzo da Villa Literno. Ciao. Ciao Enzo. Ciao Enzo, come stai? Così da giù, cosa Luci, cosa tu affeziona tu? Ha detto che è molto bella la tua canzone Guaiuncella Napolitana. Dopo te la facciamo ascoltare di nuovo. Ti piacciono le mie canzoni? Ciao, buona giornata. Ciao, buona giornata, buona serata. Oramai la giornata è andata. Ciao caro. Beh, devo dire che Enzo è sempre presente. È pronto? Pronto? Pronto, sì? Buonasera, con chi abbiamo il piacere di parlare? Allora, io sono Alba e chiamo da Vitri sul Mare. Ciao Alba! Dici tutto, cara Alba. Niente, io volevo fare i complimenti per Lucia Diamante. Grazie. Emozionata. Perché lei è veramente una piccola star. Vero. Sì. Grazie. E beh, hai ascoltato le mie canzoni? Sì, tutte. Niente, quella là in particolare che più mi piace è Burro e Marmellata. Sì, anche a me, la mia preferita. Anche a me piace tantissimo quella canzone, poi mette appetito, quindi. Senti cara, allora cosa gli auguri a Lucia? Cosa auguri a Lucia in questo momento, dai, per l'avvenire? Guarda, visto che anche io sono una mamma, quindi ho già due bambini, diciamo, due ragazzi grandi, però io a lei gli auguro
veramente di fare carriera nella sua vita e di fare tutto quello che lei desidera e gli piace, visto che lei canta veramente con tanto amore e diciamo così Grazie. è la perfezione quando canta, quindi Vero. questo ti voglio augurare. Lo fa con amore, è vero. Senti, i tuoi Sì. ragazzi come si chiamano, che li salutiamo? Allora, uno Antonio e una Francesca. Ah, un maschio e una femmina, quindi un bacio circolare da tutti noi. Grazie carissima, alla prossima. Va bene. Ciao Alba. Un Ciao bacio. Alba, ciao, ciao. C'è un'altra telefonata, prendila pure, è casa tua questa, Lucia. Pronto? Pronto? Chi è? Pronto? Pronto, ciao. Pronto? Chi sei? Senti, voglio fare una dedica. Va bene. Da dove ci chiami, Senti. scusa? Chi sei e da dove ci chiami? Io da Palagiano. Bene, come ti chiami? Io Pasquale. Pasquale, allora dici tutto Pasquale. Senta, che questa che canale... È caduta? Beh, richiama caro Ciao, amico, un bacio. Pasquale, richiama perché è caduta la linea, ti aspettiamo in studio. Allora tesoro, tu sei prontissima per cantare, non vedi l'ora, stai fremendo. Ecco, io te lo lascio fare, quindi aspetta che ti faccio scendere, poverina. Signore e signori, lady and gentlemen, la raggiante Lucia Diamante in Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria. Che uomo divino, lo sguardo da maschio latino, mi amava, diceva, e tanto il mio cuore rubava, ed io sempre più innamorata, lo amavo ogni giorno di più, ma aveva sposato fidanzata, ne già a casa vicina a mamma. Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria, mi sta dicendo tu sia vita mia, oh ma la strada così mezza mia, con San Giuseppe, Sant'Anna e Maria. Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria, mi sta dicendo tu sia vita mia, oh ma la strada così mezza mia, con San Giuseppe, Sant'Anna e Maria. Parlava spagnolo, diceva mi chiamo Manolo, e quando ballava
Maria, che bella canzone. Salutiamo anche la nostra carissima amica Cinzia Oscar e diamo sempre, anzi diciamo sempre grazie alle belle e brave ballerine che ti accompagnano. Grazie ancora ragazze. Però adesso, cara Lucia, secondo me è anche giusto e doveroso fare 4 chiacchiere con le nostre ospiti. Ecco, io mi siedo accanto, presumo Roberta. Gabriella, l'altra è Roberta, ce la fai a sederti? Allora, buonasera. Ciao, allora, Roberta e Gabriella, in questo momento sto parlando con Gabriella, fanno parte dell'Accademia della Danza di Cava dei Tirreni. Ecco, la mia domanda è questa, Melissa entra in studio per far sedere la sua adorata sorella, se vuoi restare con noi, onore e piacere, dopo va bene. Allora, carissima Gabriella, parliamo appunto di questa accademia. Quali corsi svolgete durante l'anno, soprattutto dove vi trovate, che è importante, e poi da quanto tempo è nata questa collaborazione artistica con Melissa e la piccola Lucia? Sì, dunque la nostra scuola è una scuola storica perché guardiamo sempre in camera. È una scuola storica, ha ben quasi 30 anni perché siamo figlie d'arte ed è situata a Cava dei Tirreni. Precisamente dove? Diciamo nel centro della città, sul prolungamento Marconi. Effettuiamo diversi corsi in cui appunto vengono praticati vari stili, in particolar modo il latinoamericano, ma anche il ballo di coppia che ha appunto come insegnante mia sorella Roberta. Ecco, e a questo punto cediamo appunto la parola a Roberta. Roberta, cosa hai da dirci su questi balli di coppia? Ecco, ultimamente molte persone sono prese da questo tipo di attività, ecco, quindi lavorerete tantissimo. È più frequentata appunto il latinoamericano o i balli di coppia magari singolarmente, ecco, diciamo così, soltanto le coppie che ballano il latinoamericano, oppure c'è questa affluenza di coppie in generale? Allora, ripeto, la nostra è un'accademia, quindi ci sono numerosi corsi, latinoamericano sia per gruppi, quindi per singoli, o ballo di coppia. Il ballo di coppia eseguiamo diversi generi, danze latinoamericane, danze caraibiche, il famoso e passionale tango argentino, ma soprattutto il liscio, che è frequentatissimo dai senior, livello adulto, perché il ballo non deve mai mancare nella vita, porta gioia, solarità e devo dire che mantiene davvero attive, sì, giovani. Facciamo a questo punto un applauso a queste due strepitose sorelle gemelle, ripeto. Ecco, però vogliamo anche dire, non so, una delle due, da quanto tempo nasce questa collaborazione con Lucia? Sì, ci siamo conosciute la scorsa estate ed è stato subito un colpo di fulmine perché Lucia, la vedete, ha un sorriso così raggiante che ha catturato il nostro cuore dall'inizio, soprattutto con le sue canzoni, questo ritmo travolgente che poi tra l'altro si sposa bene con lo stile latinoamericano appunto che eseguiamo. La sua voce è così calda, così calorosa, carismatica, ci mette tanta gioia ed è stato un piacere per noi collaborare con lei e speriamo insomma anche in un futuro di poter continuare questa stupenda esperienza. Ma ve lo auguro di vero cuore, davvero, anche perché è nata appunto una bella collaborazione. Che bello, un bacino. No, devi scendere di nuovo dopo che ti fai salire. Sto scherzando, dopo, a fine puntata. Ce lo inviamo. A questo punto passiamo anche il microfono a Raffaella Picella, che è lo sponsor e la consulente d'immagine di Lucia. Prima di formularti la domanda, ecco, girati sempre verso la telecamera, prima di parlare con te voglio ringraziare un altro sponsor, che è doveroso farlo, Animals Shop di Giovanni Palladino e al Corso Palatucci a Cava dei Tirreni. Quindi un bacio circolare a tutto lo staff che purtroppo non sono con noi questa sera e cosa dire, vi aspettiamo alla prossima, lunedì prossimo, tanti ospiti in più, tante sorprese, non sveliamo niente perché altrimenti voglio dire la suspense dov'è. Allora, cara mia, dicevamo consulente d'immagine di Lucia, nonché sponsor. Lei ha questo look così, come dire, camaleontico, una volta è riccia, una volta è liscia, si trucca poco, brava Melissa, perché per quanto riguarda il trucco è Melissa che se ne occupa, per quanto riguarda invece le acconciature per i tuoi capelli è proprio lei, Raffaella Picella. Allora, lo stile che più ami sul volto di Lucia?
Lucia comunque è da tenere presente che è sempre una ragazzina. Giriamoci sempre verso la telecamera, scusami. Non deve sembrare molto più grande dell'età che ha. Però mi diverto perché ogni volta litigo con Melissa perché lei vuole una cosa, Lucia ne vuole un'altra, però poi Tu a chi stai a riusciamo sentire? sempre. Ah, Lucia, è normale. Ecco. Lucia, cosa ti chiedi di solito? Allora, di solito non chiedo di capelli troppo legati, raccolti. perché non mi piace. Ti piace il capello sciolto o disinvolto? Sì. Quindi, che cade sulle spalle? Sì. Un po' mosso come ce l'hai questa sera? Sì. E lei ti accontenta? Ecco, Sì. lei cerca sempre di accontentarti e buon fa, voglio dire, perché altrimenti chi ti sente nelle orecchie a te? Tu che sei così esigente. Mentre per quanto riguarda il trucco, qualche volta, ecco, qualche trasgressione rispetto a tua sorella, un po' di rossetto più acceso, più... No. Cioè, allora, mi trucco solo nelle occasioni, anzi mi trucca mia sorella solo nelle occasioni più importanti, ma invece non amo proprio truccarmi, cioè mi piacciono i trucchi ma non mi piace truccarmi. Ma tu sei bellissima al naturale e poi c'è tanto tempo per truccarsi, vero? Facciamo un applauso alla bellezza, alla genuinità di Lucia Diamante, ecco, che ha veramente tanto talento da vendere, nonché sia una bella bambina. Grazie. Allora, voi ho detto bambina, ragazzina, va bene? Ma vogliamo svelare vai. quanti anni hai? Allora, ho compiuto il 25 febbraio 11 anni. 11 anni il 25 febbraio, ecco, quindi sei nei 12 e io approfitto per salutare anche la mia bambina che appunto a maggio compirà 12 anni, che si chiama Dalila, ci sta guardando e dopo mostrerò anche un bel disegno che Ciao. mi ha fatto, perché tu vuoi fare la cantante e lei invece vuole fare l'artista. Un bacio amore, ti amo. Ok, a questo punto... Ciao. Grazie amore. Dopo aver parlato con queste tre belle donzelle è il momento di ritornare, cara Lucia, al centro studio perché dobbiamo insieme lanciare un video. Ebbene sì, lo lanciamo, il video della canzone che più amo, quella che mi fa venire fame. E nel frattempo la Candy me lo vado a fare dietro le quinte. Di cosa si tratta? Il video di? Burro e marmellata. Vai! Libri di scuola, frasi d'amore, tu un po' impacciato ma con gli occhi blu, il tuo sorriso in un mo scordo più, mi sembri un angelo caduto giù, e che sta scuola è più bella, è un tramonto che stella.
che bel video! Ma che bel video! Da chi Grazie. è stato realizzato? Allora, è stato realizzato da Enzo De Vito. Che salutiamo con grande affetto, ecco, il nostro Gian Burrasca. Senti tesoro, ma devo dire che quel bambino all'interno del video, sì, vabbè, finzione, però ti guardava con gli occhi a cuoricino e altrettanto lo facevi tu. Non è che è scoppiato l'amore? No, categoricamente no. Però io sono tanto curiosa di conoscerlo. Me lo faresti conoscere? Sì. Sì, stasera me lo fai conoscere? Sì. Veramente? Allora lo chiamo io, dai, no, era tutto uno scherzo, sapevo che doveva entrare a questo punto in scena questo simpatico e bello bambino, dai, diciamo un bel bambino sicuramente, no? È bello, Sì. voglio dire, è bello, no? Sì, ecco, lo chiamiamo in scena, forza, lui si chiama Raffaele Lamberti, attore del video Burro e Marmellata. Ciao! Vieni pure qui, tranquillo, non ti mangiamo mica, fatti dare un bacino. Che carino, dai. Ah, mamma mia, ma che galantuomo. Senti, com'è stato lavorare con Lucia, ecco? Bello. Guardiamo sempre in camera, quel Bello, signore. mi sono divertito molto. Ti sei divertito? C'è stata qualche scena che ti ha creato imbarazzo? No. No, proprio sciolto e disinvolto, ecco. Dove è stato realizzato il videoclip? Nederlandia. Ah, Nederlandia, quindi avete fatto anche qualche giro in giostra? Certo. Vi siete proprio divertiti, quindi Anche avete allo lavorato anche allo zoo, sì, vi trovavate, quindi anche lo zoo. Però voglio dire, è stata una giornata piacevole, avete lavorato e allo stesso tempo vi siete divertiti tantissimo. Però voi nella vita quotidiana, da quanto tempo vi conoscete? Guarda, Non lo sappiamo. Ecco, questa è una... non lo sapete? Da parecchio tempo? Da un bel po', 2 annetti e mezzo, tipo. qualche annetto, ecco. E siete amici di scuola? No. No. Siete amici di quartiere, diciamo così, dai. Sì, Ecco, sì. quindi ti è subito piaciuto, lei è piaciuta a te? Vuoi fare il mio videoclip? Sì, vuoi essere attore del mio? Sì, ma dai. Ed è nata questa bella collaborazione artistica, nonché una bella amicizia, no? Ecco. Sì. Bene, lui vedo che è molto sciolto, disinvolto, non se ne frega niente quanto te, si puoi anche accomodare, eh? Facciamo un altro applauso a Raffaele Lamberti. Allora, devo dire molto bello questo video, però dopo voglio anche sentirla cantare in studio dal vivo, Sì, la tua certo. bella vocina, va bene? Adesso invece mi fai ascoltare un'altra meravigliosa canzone, ma prima voglio farti leggere un messaggio che è arrivato su WhatsApp. Ricordiamo sempre ai nostri amici che possono mandare i messaggi su WhatsApp e per di più possono entrare in diretta con noi attraverso il numero che vedete in sovraimpressione. La chiamata già c'è, però leggiamo una... No, aspettiamo un attimo una telefonata. Pronto? 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 Ciao! Ciao, buonasera. Buonasera. Ciao. Chi Chi sei? è? Senti, posso fare una dedica? Puoi fare tutto quello che vuoi, prego. Senti, posso fare una dedica a 2 amici di Taranto? Va bene. Ciao. Ciao a tutta Taranto. Un bacio a Sono tutta Taranto. Pasquale da Palagiano. Sì, quindi Pasquale da Pallaggiano che vuole fare tanti saluti a chi? Voglio fare un saluto a Mimmo Bruno Sì. e a Ciao, Domenico da Bitondo. Bene, Ciao. allora noi ci associamo ai tuoi saluti, mandiamo un enorme bacio a te e ai tuoi amici e cosa dire, un bacio a tutta Bitonto, Taranto, perché noi siamo anche collegati con la Puglia, quindi un grande bacio a tutti voi. Grazie per tutto quello che hai fatto finora, ecco, sei rimasto in linea, hai aspettato, adesso sei in diretta, tante belle cose, alla prossima. Ciao! Ok, allora intanto cara mia è inutile che leggiamo il messaggio perché era proprio il suo, Sì. sai, ecco, quindi potete tranquillamente entrare in diretta attraverso il numero che vedete in sovraimpressione, quello che fa impressione. Adesso è il momento di cantare un'altra bella canzone. Sì. Di quale canzone si tratta? Lo sai o te lo dico io? Te lo dico Mamma io. napoletano? Ma guarda, ma tu hai la palla di vetro, dove ce l'hai nascosta? Beh, dopo devo dirti una cosa importante, ma adesso cantiamo subito Mambo napoletano, vai! Stasera portami a ballare, c'è un posto che sta vicino al mare. Voglio
Mambo mambo napoletano, una margellina a Porta Capuana, se parli sulla con Guatemala, da vicino poi da lontana. Mambo mambo napoletano, meglio la musica americana, ti tocca il crank, ti tocca in spalla, ti metti in mano in te capille, con il bacino fa mezza mossa, e avvicina te musse e musso, come a casa con mia cara miss, come la molla mi viva l'ossa. Mambo mambo per tutti spusi, per chi desidera un sorriso, per chi non dorme in casa la casa, perché non teme che ho libertà. Stasera, ma che bella sera, sfrenata, sto tutta sudata. Stanotte fare margellina, non saluto a volino fino a mattina, voglio aspettare. Mambo mambo napoletano, una margellina a Porta Capuana, se parli sulla con Guatemala, da vicino poi da lontana. Mambo mambo napoletano, meglio la musica americana, ti tocca il crank, ti tocca in spalla, ti metti in mano in te capille, con il bacino fa mezza mossa, e avvicina te musse e musso, come a casa con mia cara miss, come la molla mi viva l'ossa. Mambo mambo per tutti spusi, per chi desidera un sorriso, per chi non dorme in casa la casa, perché non teme che ho libertà. Con il bacino fa mezza mossa, e avvicina te musse e musso, come a casa con mia cara miss, come la molla mi viva l'ossa. Mambo mambo per tutti spusi, per chi desidera un sorriso, per chi non dorme in casa la casa, perché non teme che ho libertà. Grazie. Napoletano! La bella statuina, 1, 2, 3. Ma dai, vieni un attimo qui, fai vedere un attimo il ballo. Lucia, ma come fai? Anche te l'hai imparato? Come fai col ballo? No. Come fai col ballo? Così, questo? Su. Farà stata una libertà, ma per favore che ruoto! Grazie ragazzi, siete bravissime, ma a me ce ne vuole per insegnarmi a ballare. Grazie ancora, bellissime davvero. Lucia, prima di andare avanti con un'altra canzone, mi devi dire una cosa, va bene? È una cosa che ci tengo tanto a sapere, ma prima c'è una telefonata, non posso azzeccare un'altra scopa con te. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Sono Chi è? Franco da Vieti sul Mare. Da Vieti? Vorrei Ciao. fare i complimenti a Vieti sul Mare, Franco. Ciao Franco. Ciao. Ciao Lucia, tantissimi auguri, è un bel spettacolo. Complimenti, Grazie. è una grande artista. Un bacio, Va bene? ciao. Grazie. Ed è possibile Ti piacciono le mie ascoltare Mi canzoni? manca papà. Tra poco, tra Sì, pochissimo tantissimo. Franco. Grazie. Sì, grazie. Attento, Ci ridono grazie. gli occhi, grazie Franco, un bacio forte. Un bacio a tutta Molina. Ciao e tante grazie ancora. Allora tesoro, la domanda era questa, ecco, se davanti a te avessi un podio, ecco, dove ci sono 4 Sì. posti, cosa metteresti al primo, al secondo, al terzo o al quarto, a seconda di questo che ti dico? Scuola, famiglia, musica, amiche. Primo posto, iniziamo dal quarto. Prima metto allora, al quarto metto Sono curiosa. Amiche, famiglia, musica e amiche. No, l'ho detto già, amiche. Amiche, musica, famiglia, scuola. allora, all'ultimo metto le amiche, ma perché non sono importanti? Perché cioè, le cose che, per esempio la scuola, la famiglia, sono cose fondamentali, quindi non credo Ma di brava, mettere- facciamo un applauso alla scuola Poi fondamentale, al brava. terzo metto la musica, ma perché poi la famiglia al primo e al secondo la scuola, che l'istruzione è fondamentale, quindi credo che vada... Ragazzi, sono senza parole. Famiglia e scuola in primis, nonché c'è la musica. Ma brava, applauso in studio perché è una ragazza davvero con le
Bip, qua parte un bip esagerato. Allora, complimenti che lo dicevo che eri molto matura. Ecco, però una tua giornata tipo come inizia? Forza, ti svegli, vai a scuola, poi torni a casa, fai i compiti. Sì. E subito dopo cosa accade? Esci con le amiche o ti metti nella stanzetta con le cuffie, magari ti metti a provare le canzoni? Suono il pianoforte e la diamonica. Anche il pianoforte suoni? Sì. Beh, ma te fai tutto. Studio musica. Studi anche musica? Sì, beh, ma canto. allora ditelo, Pronto? 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 Fa tutto, suona, studia. Buonasera. 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 Sono Tina da Cava. Ciao. Ciao, un bacio. Come stai? Lucia, sei bellissima ma soprattutto bravissima. Grazie. Ok. Mi dedicheresti una canzone per mia figlia Arianna, Guaiunte alla napoletana? Certo. Un bacio. Grazie. Dopo la cantiamo. La prossima. Grazie tante, cara amica. Ciao. Ciao. Un Un bacio. bacio. Ancora per la tua telefonata. Beh, allora c'è subito un'altra. Prego, dai, prendile pure, sono tutte per te, vai. Pronto? Pronto? Si sta sciogliendo, sì, come un calippo al sole. Prego. Pronto? Pronto? Chi è? Ciao, posso fare una dedica? Ma sì, ma chi Sì. sei prima? Dai, dici il tuo nome. Senti, Pasquale, Ciao Pasquale, vai. Ciao Pasquale. senti, una dedica a mia madre da Palagiano, una canzone bella. Una dedica per tua mamma. Come si chiama tua mamma? Antonella Infante. Ciao Bene. Antonella. Un bacio ad Antonella. Un La bacio. prossima canzone la dedichiamo ad Antonella. Va bene. Grazie. A mia madre, ok, una Va canzone, bene. è bravissima questa ragazza. Ma sì, sono Grazie. d'accordo con te. Sono Un d'accordo bacio. con te. Grazie Pasquale. Ok. Bravissima, buonasera. Ciao, Grazie. caro, ciao. Allora, ricordiamo ancora una volta, potete lasciare un messaggio su WhatsApp. E a proposito di lascia un messaggio, cosa c'è adesso? Lascia un messaggio. È una canzone, la sua canzone. Ma prima c'è un'altra Buon diretta, ascolto. prendiamola, dai, pronto? Pronto? Questa sì che è televisione. Questa- Non ci sta una televisione più bella a Napoli. Buonasera Marianna. Buonasera, secondo me si tratta di Saverio da Barletta. Buonasera. Buonasera Saverio, tutto bene? Si tira avanti. Dai, sono contenta che hai chiamato in diretta questa sera. Cosa ne pensi della giovanissima Lucia Diamante? Dai, dici la tua. È la prima cosa che ho capito, Marianna. Allora, alla piccola giovanissima mi facciano cantare una canzone dedicata a Enzo Marigliano, del Sì. buon romantico, il compleanno. Sì, da poco è stato Santo Enzo, quindi gli facciamo gli auguri in studio adesso con la tua Auguri. canzone da parte di Saverio. Saverio, allora tutto bene a Barletta? Piove? Il tempo mantiene? Oggi il tempo non è stato buono. Bene, anche qui a Napoli, un po' nuvoloso. Un bacio agli altri, Non un ho- bacione al fratello Marigliano e un abbraccio forte a te. Un bacio fortissimo, ti voglio bene. Ciao Saverio, ciao, Ciao. grazie, ciao. E allora, Per tutta Barletta lascia un messaggio. vai, Lucia Diamante. Basta, non ti aspetto stasera, non rimango a casa fino a 9. Si fa tardi 5 minuti, domani mi trova. Se non ci faremo stavolta, non ti vengo a chiamare. Tanto mi risponde una voce registrata che fa. Dai, lascia un messaggio, dimmi chi sei. Appena torno ti chiamerò, ma parla dopo il segnale.
in faccia questa mano, mi davi un buffettone esagerato. Bravissime, bellissime come dico sempre, grazie sempre a te, bellissima canzone. Però intanto tu studi appunto pianoforte, poi che hai detto che suoni più? Vabbè, la diamonica che comunque La si collega al diamonica, quindi pianoforte. studi pianoforte, diamonica, canti. Dopo magari, dopo tutto questo, anche una scuola di recitazione, che ne pensi? Sì. Ti piacerebbe? Sì, ho già fatto qualche cosa, sì. Non si è fatta mancare niente, giuro. Io voglio mostrare il ritratto che mi ha fatto la mia bambina, Dalila, ecco. Mi ha dipinta proprio ieri, stile capelli rossissimi. Amore, ti amo, sei bravissima, sei bellissima, mi manchi tanto, vorrei che fossi qui anche perché lei è una tua fan. Dalila. Lei è una tua fan, eh? Cioè, ecco, è bellissimo. grazie. Ti piace? Sì, tanto. La mia non sarei bambolina, mai che capace di bella. farlo. Allora, adesso è il momento, cara mia, di cantare una canzone molto richiesta, molto bella, molto profonda e sentimentale, a coppia con una bravissima artista. Non svelo il suo nome perché tra pochissimo la vedremo entrare in studio, ma prima vorrei che prendessimo quest'altra telefonata. Pronto? 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 Buonasera. Ciao, chi sei? Ciao, sono Fabiana. Ciao Fabiana. Ciao. Ciao Lucia. Ciao. Da dove chiami Fabiana? Da Vietri. Che bella Vietri, mamma Sì. mia. Allora, che vuoi chiedere alla nostra Lucia? Mi piacciono tutte le canzoni. Grazie. Vuoi ascoltarne una in particolare? Sì, quella là con Rossella Feltri. Mi hai svelato il nome dell'artista che tra poco entrerà in questo studio. Mannaggia te, come già fa con te, mannaggia. Oramai è fatta. Beh, noi ti aspettiamo in studio lunedì, se vuoi puoi venirci a trovare. Salutiamo in studio, tutta Vietri. Bene. Perché proprio a Vietri abbiamo fatto un video che uscirà presto, di cui non dico il nome. Perlomeno tu mantienitelo il nome, sì. che la tua amica ha fatto un guaio. Tesoro, allora ti aspettiamo in studio la prossima settimana, che dici? Ci vieni a trovare? Ok. Un bacio forte. Ciao tesoro. Fabiana. Ciao Fabiana. Allora, intanto, prima di cantare, sì, c'è ancora Robertino che con la sua manina fa così, quindi c'è un'altra telefonata, prendila, prego. Pronto? Pronto? Buonasera. Chi è? Sono Giulia e siamo da Cava dei Tirreni. Ciao. Ciao. Giulia. Ciao, come Lucia, stai? sei bravissima, complimenti. Grazie. Ha una voce molto giovane, posso chiederti quanti anni hai? 22. Mazza, credevo l'età sua. Proprio, Allora, Giulia. No, sembra più piccola. Giulia, qual è la canzone che ti piace di più? Burro e marmellata è la mia preferita. Brava, sì, anche la te mia. 5. Dopo la ricanterà. Dopo la cantiamo. Dal vivo. Va bene, grazie. Ecco. Ciao tesoro. Lucia, un bacione, sei bravissima. Grazie, Ciao. anche a te. Un bacio forte. Allora, adesso stop alle telefonate perché è il momento di cantare Mamang Papà, Lucia Diamante, feat. Rossella Feltri. Lucia, mamma, sono giorni che ti vedo triste. Perché sei così? La lacrima mi scende ancora e livide coppa sto cuore. Lo schiaffo si può pure perdonare, ma chi tradisce non lo sa mai. Non basterà che sti giornate o tempo sai sane ferite, ma è brutto fare a scuola dove con l'occhio infuso mentre aspetta a me. Mi dispiace tutte le volte che ci rimasto sole. Mi dispiace ma mi fanno male tutte ste parole. Mi dispiace se sta casa è fredda e non te ne calore.
papà. Dai mamma, non fare così. Ah no, tu sai, non passa mai. Stulietta mia è grossa assai. Farei di tutto per poter tornare. Da una chiesa stavamo a aspettare. Sti lacrima sanno d'amore. E quando vas ora sta ancora. Ma pure Dio sa perdonare. Una mamma per sti figli può scordare. Mi dispiace tutte le volte che ti rimasto sole. Mi dispiace ma mi fanno male tutte ste parole. Mi dispiace se sta casa è fredda e non te ne calore. Mi dispiace che ti manca sempre ancora il tuo papà. Capito mamma? Ti manca papà? Va Lucy, valla a chiamare. Fallo sapere a mamma. Grazie mamma, grazie, è il regalo più bello. Si aggiusterà tutto mamma, vedrai. Io corro mamma, io vado. Vi amo mamma, vi amo. Rossella Feltri. Alzo le mani, questa canzone mi ha veramente commosso. È vero, bellissima. Sì, mi ha commosso, devo dire, molto profonda, e la dedichiamo appunto a tutte quelle persone che purtroppo sono separati e per di mezzo ci vanno i figli. Esatto. Ecco, loro sono quelli che ne soffrono di più. Sì. Intanto grazie per essere grazie qui a con noi voi, questa grazie sera, a TV Rossella Campane, Feltri. grazie a Lucia Diamante che mi ha invitato, grazie a Melissa, grazie a Fratelli Mariano. Io sono a casa, La gioco a casa. pantera della canzone partenopea. Intanto noto che tu pagato. questa sera sei qui in studio con la tua meravigliosa bambina che voglio salutare, sì, che si Paola. chiama Paola. Ciao amore, sei bellissima. Questa sera è con noi. E saluto tutto il tuo staff al completo che è qui, un Sia grande Sai bacio. Biagio. Sì, Ecco. grazie Marianna, grazie Allora, davvero. tesoro mio, vogliamo anche parlare di progetti futuri? Beh, di ciò che allora, stai noi facendo? abbiamo dei progetti futuri, ci saranno dei singoli che usciranno prima dell'estate, ci saranno dei video nuovi, quindi alle persone che seguono comunque la mia musica siamo in procinto di preparare queste nuove uscite. Intanto c'è questa canzone bellissima che ho avuto il piacere di cantare con Veramente Lucia molto bella. e davvero mi sono emozionata tantissimo quando sì, l'abbiamo sì. registrata, soprattutto la parte finale che lei Devo mi fa dire venire che ha ancora un le lacrime brivido- agli occhi. Sì, sì, è vero, è vero. Ecco. Mi fa venire un brivido ovunque, quindi lei Poi devo dire che lei, bene. esatto, la interpreta Sì. fantasticamente questa canzone. Senti Rossella, però tu essendo la madrina artistica questa sera e non solo di Lucia Diamante, non puoi non deliziarci con una tua canzone questa sera, ma sì, anche due, ma sì. dai. Ma Proprio, sì, ma sì. mi prendo il dito e la mano, ecco. Intanto, ecco, faccio scegliere te, cosa vorresti ascoltare da Rossella? Sì, allora, voglio salutare Enzo Boselli perché è grazie a lui che oggi mi ritrovo a cantare queste stupende canzoni. Ah, e allora Sì, c'è c'è un lo perché di zampino, questa sì. collaborazione. Sì. Allora un Sì, bacio sì. ad Enzo Boselli che è stato Che l'artefice salutiamo. di Sì. questa unione e facciamoli cantare una qualunque perché le sue sono tutte belle. Sì, allora, va bene? sì. Che dici? Sei d'accordo con me? Sei d'accordo? Sì. Scelgo Sì, io? scegli tu, Faccio, scegli faccio tu. io. Intanto volevo salutare le persone che stavano seguendoci Sì, sui ne son social. tante, sì. Volevo mandare un bacio ad Angela da San Valentino, che è lì con tutta la sua Ciao. famiglia. Che bella Un San bacio Valentino Torio, Sì, San Valentino Torio. Che bello. Un bacio a tutte le mamme delle amiche di Paola che stanno fuori alla scuola e ci seguono. Oh, un bacio a tutte le mamme, A non tutta c'è cosa Striano, più un bacio bella a della Maria, mamma. Eva, a tutti.
Bene, io voglio ancora salutare invece il nostro amico Enzo da Villa Literno, perché ha mandato delle meravigliose fotografie. Ma Enzo, io su lo adoro, Facebook, sì. su WhatsApp, che siamo io e te seduti agli sgabelli. Quindi poi ti sta dopo te li faccio fotografando. vedere. Molto carino Enzo, un grande Ciao, bacio, ti voglio Enzo. bene. Allora, cosa ascoltiamo? Ricorderai dall'ultimo lavoro discografico una canzone stupenda, saluto le persone che me l'hanno richiesta e la voglio dedicare soprattutto alle persone che hanno dei ricordi che vengono sempre in mente. Ma prima di cantare vi devi svelare una cosa. Sì. Ma come fai ad essere sempre uguale, sempre bella? Non cambi mai te! Ma io Non ti cambi pago per mai. dirmi questo. Ma io lo sai, ti adoro, l'ho Grazie, sempre detto, sei una lo delle so. mie preferite. Lo Grazie. devo dire, non c'è niente da fare. Grazie. Per voi, Rossella Grazie mille. Feltri! Buon ascolto, grazie. Chissà credeva che tua mamma ci teneva ancora a me, ma la ritessa l'ha già vista ieri, ma parla di te. Teneva l'occhio in busa e lacrime e la voce che non ti vuole dicere, carina ti sposa. In uno staccio si tengo coraggio e vieni fuori a chiesa, perciò ti ho mandato un regalo fino in coppa a casa, un biglietto anonimo e una parola scritta in una lacrima che sapevano solo io e te. Ricorderai delle cose che hai, che c'è ancora tanto che parla di noi, mi porta rindo, non mi può cancellare, mentre fai amore mi viene a passare. Ricorderai che non mi pensi più, quando mi cerchi e mi vuoi pure tu. Ora non so io che fine farò, non ci voglio pensare, io sto male. Non saccio niente, manca ma non importa che sta innamorata. Se penso bene che ti voglio ancora, ti sei accontentata. Tu hai messo punto e stai girando una pagina, invece sto leggendo ancora titoli in un libro a tu non ci sto più. Ricorderai nelle cose che hai, che c'è ancora tanto che parla di noi, mi porta rindo, non mi può cancellare, mentre fai amore mi viene a passare. Ricorderai che non mi pensi più, quando mi cerchi e mi vuoi pure tu. Ora non so io che fine farò, non ci voglio pensare, io sto Ricorderai che non mi pensi più, quando mi cerchi e mi vuoi pure tu. Ora non so io che fine farò, non ci voglio pensare, io sto male. Rossella Feltri, che non sta mai male perché lei è solare, è Grazie. allegra, è un carattere meraviglioso. Però adesso, ecco, prima che ti accomodi in Sì. studio, vorrei tanto fare entrare in scena con noi la splendida Melissa, la Oh! produttrice nonché sorella di Lucia Diamante. Olè! Buonasera. Ciao. È sempre bello vederti, è sempre bello stare insieme Ma a te. figurati, è un onore ed un In piacere. un'estate che è una delle più belle, poi dobbiamo dirlo, in Campania e non solo, quindi vero. saluto tutti, qui sono i due fratelli Marigliano, un bacio grande. Certo. E poi è un onore avere una grande artista. Io penso che Rossella sia una voce inconfondibile per il suo graffiato, tale da renderla Appunto, graffiato, la pantera, lo dicevo sì, prima. è una pantera, Lo dicevo. molto stile americano, sai, Sì, la voce. sì. Per me è la migliore, una tra le migliori, diciamo Grazie. così. Dai, che belle parole, che belle parole. Saluto tutto il suo staff, un bacio particolare da Enzo Boselli, che io adoro tanto perché diciamo che è il mio maestro, lui mi insegna tante cose
E poi è stato l'autore di tante canzoni e lo sarà. Lo sarà ancora, altre, quindi. Ci sono tante cose in cantiere. Un bacio a Paoletta che l'adoro, un bacio a Sassà, un bacio a Biagio. E poi volevo ringraziare la Raffaella, la mia curatrice d'immagine, consulente, si dice consulente, io sbaglio, dico sempre curatrice. Consulente di immagine. Ecco. Madonna, siamo in America, e appunto. le bellissime dell'Accademia della Danza di Cava, che sono straordinarie. Loro sono gemelle, vero? Sì, Cioè, sono uguali. L'attore Rossella è l'unico bambino con il quale mi piace lavorare, perché sai che i maschietti sono terribili, lui invece è bravo. Esatto, infatti si vede subito che è un bravo bambino, dal suo volto, però dobbiamo parlare con la mamma, dobbiamo vedere se poi quando è a casa è bravo, cosa. credo. La sua mamma è proprio la consulente di immagine la la nostra Raffaella, Precisa e Pignola. Bene, allora tesoro, vuoi trattenerti anche tu in studio? Dai, l'Unione fa la fossa, una bella famiglia, dai, tutti insieme appassionatamente, un bellissimo musical con Julie Andrews, bello davvero. Allora, però adesso ci facciamo da parte e diamo spazio a Lucia, che deve cantare dal vivo qui in studio, perché finora abbiamo visto solo il video. Burro e marmellata, e l'attore sarà dal vivo chi? Lui, il piccolo. Il piccolo. Hai visto quanto è alto? Il piccolo alto. Il piccolo alto, Raffaele Lamberti. Oh, vai Lucia Diamante, burro e marmellata. Libri di scuola, frasi d'amore, tu un po' impacciato ma con gli occhi blu, il tuo sorriso in un mo scordo più, mi sembri un angelo caduto giù, e che sta scuola più bella è un tramonto che stella. Voglio sognare, io voglio volare con te. Pure marmellata, e mi sono innamorata di te come cioccolata. Tu ti sei azzeccato in cuore a me, non è mai sbagliata, che
abbracciato con un basito bollino. Veniamo un po' più al centro studio, me lo date un altro bacio per favore? Vi abbracciate con un bacetto, madonna che belli che sono, fantastici. Grazie, sei un grande uomo, complimenti. Anzi, dammi il 5, va che è meglio. Bravo, sei bravo e bello. Allora, intanto puoi anche accomodarti, amore, ci vediamo dopo, perché adesso dobbiamo nuovamente chiamare al centro studio la nostra Rossella Feltri. Ecco, ci raggiunge subito. Eccomi qua. Perché lei bellissimi tutti e due. ha dei problemi lavorativi, cioè dei problemi, finché si lavora è sempre buono, voglio dire, però ecco, per impegni di lavoro non potrà esserci tutta la puntata, quindi io mica posso mandarla via se non mi canta almeno un altro brano, è assurdo pensarlo, ecco. Ecco, ma non devi andare via, Rossella. No. Perché già va via. No, adesso no, ma che io sappia, ma se la convinciamo resta però. Vediamo, ce la facciamo con l'orario. Facciamo fare un tris. Dai, se la convinciamo resta fino alla fine, devi essere brava te. Allora, no, adesso la scelgo io la canzone, voglio sentire quella coppia con Anthony che tanto mi piace. Mamma non mamma, sì. Bellissima. Adesso dai. penso che è già pronta in regia, perché tanto la volevo cantare comunque, perché Guardate, Anthony ci sta guardate. guardando e mando un bacio a lui e tutta Un la sua bacio famiglia. esagerato, La canzone Anthony. che ci sta accompagnando, molto molto bella, carinissima, quindi questo è il singolo che stiamo Ma pubblicizzando. dai, ho scelto bene. Benissimo. Per voi, Rossella Feltri, Grazie. vai. Una volta ci siamo incontrati solo per fare amore, mica sono ancora fidanzati, non l'ho già capito, io non l'avevo mai provato, mi sono innamorato, e stasera parlo con che lato, ma che mi succede? Rivederti ancora, che pazzia, ma non è sbagliato, se sto cuore muore, gelosia, si t'abbracciano a vivere e morire, andare via, ma ti voglio ancora, dindoletta dinda, vita mia, vieni a vivere con me. Mamma non mamma ti amo, che ci posso fare, io sto morendo d'amore solo a te guardare. Perché voglio a te, solamente a te, si una parte me, sono una parte te. Stringimi più forte, non mi basta per vita. Io lontana te, non so stare. Mamma non mamma ti amo, che ci posso fare, tu sei l'inferno che freddo viene a scarfare. Sei più forte me, non può sapere, bruci dentro me, maledetti e te, per sempre. Tu che hai la meglio amica mia, ti chiamava sempre. Quante notti a scrivere bugie, che era solo un gioco. E dicevo basta, è un addio, e poi ti cercavo. Non credevo che amo, tu sei mio, non ce la faccio senza te. Mamma non mamma ti amo, che ci posso fare, io sto morendo d'amore solo a te guardare. Perché voglio a te, solamente a te, si una parte me, sono una parte te. Stringimi più forte, non mi basta per vita. Io lontana te, non so stare. Mamma non mamma ti amo, che ci posso fare, tu sei l'inferno che freddo viene a scarfare. Sei più forte me, non può sapere, bruci dentro me, maledetti e te, per sempre, per sempre. Stringimi più forte, non mi basta per vita. Io lontana te, non so stare. Mamma non mamma ti amo, che ci posso fare, tu sei l'inferno che freddo viene a scarfare. Sei più forte me, non può sapere, bruci dentro me, maledetti e te,
Grazie, wow, Mary. Sono contenta canzone, che ti piace. molto, ma le tue sono tutte belle. Senti Lucia, raggiungici gentile. perché adesso è il momento di lanciare un video. Abbiamo ascoltato la canzone dal vivo, quella Mi manca papà, con Rossella Feltri. Adesso è il momento di far guardare ai nostri amici telespettatori la stessa canzone in video. Siete pronti per lanciare il video? Guardiamo, video? sì. Pronti? 1, 2, 3, Ma manca papà, video! Vai, grazie Pino Fontana! Lucia, mamma, sono giorni che ti vedo triste. Perché sei così? La lacrima mi scende ancora e i lividi coppa sto cuore. Lo schiaffo si può pure perdonare, ma chi tradisce non lo sa mai. Non basterà che sti giornate o tempo sai sane ferite, ma è brutto fare a scuola dormire con l'occhio confuso mentre aspetta a me. Mi dispiace tutte le volte che sei rimasto sole. Mi dispiace ma mi fanno male tutte queste parole. Mi dispiace se stata sempre e non te ne calore. Mi dispiace che ti manca sempre ancora il tuo papà. Dai mamma, non fare così. La notte sai non passa mai, studietta mia è grossa assai. Farei di tutto per poter tornare dentro una chiesa, stavamo a aspettare. Sti lacrima sanno d'amore e quando passa fuori sta ancora, ma pure Dio sa perdonare. Una mamma per sti figli può scordare. Mi dispiace tutte le volte che sei rimasto sole. Mi dispiace ma mi fanno male tutte queste parole. Mi dispiace se sta sempre fredda e non te ne calore. Mi dispiace che ti manca sempre ancora il tuo papà. Hai capito mamma? Ti manca papà. Va Lucy, valla a chiamare. Fallo sai a mamma. Grazie mamma, grazie, è il regalo più bello. Si aggiusterà tutto mamma, vedrai. Io corro mamma, io vado. Vi amo mamma, vi amo. Meraviglioso videoclip di Lucia
Lucia Diamante e Rossella Feltri. Io voglio ringraziare tutte le persone che stanno continuamente chiamando, non riescono a prendere la linea perché abbiamo disattivato le telefonate, troppo tempo, mi dispiace, i tempi stringono, noi dobbiamo dare spazio alle canzoni, ma andiamo in onda ogni lunedì, quindi vi raccomando conservatevi. Allora intanto io voglio far cantare un'altra canzone a Rossella perché l'abbiamo convinta io e Melissa a restare fino alla fine. Dico, mi è solo un piacere. Ci siamo riuscite, vai. Poi le ucciderò durante la pubblicità. No, ma dai. Adesso, cara mia, cosa ascoltiamo? Non ce la faccio, che è sempre... Ecco, questa è proprio dedicata a tutte le persone che non ce la fanno, anche se è d'amore sicuramente. Ecco. Però è sempre un intercalare che usiamo tutti noi durante la giornata. Non ce la faccio, e quindi è molto carina anche da dedicare. Ascoltiamola, Rossella Feltri, grazie, vai. Grazie. Nata notte ancora, non passa senza te. E mi sbatto cuore se non stai vicino a me. Te voglio, non broglio. Vivere o morire per odiarti che darei. Tu mi bruci, tu distruggi i giorni miei. Scappare, sognare. Sono la tua amica, la tua amante, non lo so. Tu me la sei figlia, vieni e vai quando vuoi. Sulle sito sfioro che sta bella, non riesco a respirare. Non ce la faccio, tu sei un uomo col cuore di ghiaccio. Tu mi pigli e mi sporca sta faccia, con uno sguardo di dare in le braccia. E poi dimmi di no, non ce la faccio. Quando dici che poi non ti piaccio, lindamente divento uno straccio. Senza scuorna tu spogli e t'abbraccio. Sì, un inferno d'amore e dolore e passione e velena. Ma non saccio sta più senza te. Ho venduto l'anima per sta vicino a te. Donna senza onore che sto sono io per te. Malata d'amore. Cerca nata scusa per chiamarti, tu lo sai. Perché sto ossessione che mi piglia forte assai. Vado non mi penso, non rispondo, sto bazzendo voglio a te. Non ce la faccio, tu sei un uomo col cuore di ghiaccio. Tu mi pigli e mi sporca sta faccia, con uno sguardo di dare in di braccia. E poi dimmi di no, non ce la faccio. Quando dici che poi non ti piaccio, lindamente divento uno straccio. Senza scuorna tu spogli e t'abbraccio. Sì, un inferno d'amore e dolore e passione e velena. Ma non saccio sta più senza te. Non ce la faccio. Quando dici che poi non ti piaccio, lindamente divento uno straccio. Senza scuorna tu spogli e t'abbraccio. Sì, un inferno d'amore e dolore e passione e velena. Ma non saccio sta più senza te. Vivere o morire per odiarti che darei. Perché vuoi un bacio? Perché vuoi un bacio?
questo amore l'è fondato e a come nata modo questa storia. Non mi posso innamorare, non ho ancora 18 anni per amarti, non so pronta alla mia età. Chi lo sente il mio papà, che è geloso che già fa. Tu e un bacio, tu e un bacio, state accorte che non schiaffo popolare. Si mangiare pezzolilla per sti fatti, ma un domani chi lo sa. Tu e un bacio, tu e un bacio, non basta un sorriso e una magliona, ma tu ancora non vuoi sapere ragione e te incazzo sempre più. Tu e un bacio, tu e un bacio, state accorte che non schiaffo popolare. Si mangiare pezzolilla per sti fatti, ma un domani chi lo sa. Tu e un bacio, tu e un bacio, non basta un sorriso e una magliona, ma tu ancora non vuoi sapere ragione e te incazzo sempre più. Perché vuoi un bacio? Non si è capito più nulla, uno studio sottosopra, adesso è il momento di riposarci. Ma 3 che secondi. divertimento! Ma guarda come sta pariando, Melissa. Io volevo salutare e ringraziare la presenza di Rossella Feltri, Brava, grazie. brava Rossella. Adesso però scusami, c'è... Volevo mandare un bacio grandissimo a Lucia che sabato compie gli anni, la moglie di Sasà. Un bacio alla moglie di Sasà. Ne approfittiamo per stare in diretta per dirti che ti vogliamo bene. Un bacio auguri. Lucia, un bacio grandissimo. Sì, scusate, però adesso devo dire una cosa, siccome c'è un'età, ecco, e dobbiamo riposarci un attimo, Ecco, quindi sì. lanciamo un video, Melissa, per favore, così mi riposo. Lanciamo un video bellissimo, straordinario, Sì. fatto in teatro. Qual è il video? Allora, il video della canzone Una lettera di Cinzia Oscar. Una lettera. Dai, vai col video. Grazie sempre Pino Fontana per lo spazio. Applausi. Sento ancora il battere delle mani. Nel mio camerino mi guardo allo specchio e dico: ho vinto, ho realizzato il mio sogno, il sogno della mia vita. Però non so contenta, ci manca qualcosa. Mamma non è fiore, invita a pranzo, sono acclamata, desiderata, odiata da chi ho respinto. A gente sospiro mamma mia, ma ho sempre un vuoto dentro, nell'anima. Dio, aiutami a capire cosa mi manca. Ma manca tu, mamma manca tu, e cerca te papà ma non ci stai, e come amare sta celebrità. Zio prezzi mi si tu insieme a papà. Ma manca tu, mamma, le tue parole che piano trasano in tuo cuore. Mi manca il primo uomo della vita, ma manca tuo papà, non so uscire. Che strano, mi sa che sta gente mancano proprio loro, che sono che più importante. Mo pare vero, a tutte e due, seduti in terza fila, ma non so l'ora, per l'occhio mi dicono bugie. Mamma, in questa mia lettera ho voluto descriverti le mie sensazioni, le mie emozioni, le mie speranze, in parte appagate, in parte deluse. Deluse perché tu non ci stai e insieme a te non ci sta papà. Ma dimmi tu, a che mi serve sta celebrità? Ma manca tu, mamma manca tu, e cerca te papà ma non ci stai, e come amare sta celebrità. Zio prezzi mi si tu insieme a papà. Ma manca tu, mamma, le tue parole che piano
cuore, mi manca il primo uomo della vita, ma manca tu papà, non so uscire. No, non so uscire, non so uscire. E dopo questo meraviglioso video è arrivato il momento, cara Lucia, di salutare i nostri amici telespettatori e dare appuntamento a lunedì prossimo, sempre alla stessa ora, solita emittente. Ma prima sono doverosi i saluti finali. Voglio ringraziare nuovamente le ospiti di questa sera. Loro sono Roberta e Gabriella Avagliano dell'Accademia della Danza Cava dei Tirreni. Grazie ancora per essere state qui con noi questa sera. La bella e brava Raffaella Apicella, sponsor e consulente d'immagine di Lucia, con il suo piccolo e meraviglioso Raffaele Lamberti, attore del video Burro e Marmellata. Un saluto, un ringraziamento va ad Animal Shop di Giovanni Palladino, al corso Palatucci Cava dei Tirreni, sponsor ufficiale nuovamente, ovviamente non l'abbiamo nominato spesso, ma come se l'avessimo fatto. Abbiamo la nostra Melissa, producer della piccola Lucia Diamante. Settimana prossima lo sai quale ospite ci sarà? Lo possiamo diciamo? dire? Lo diciamo? Ma sì, Alberto Selli. Madonna! E poi volevo salutare una grande artista, figlia di Napoli, Teresa Rocco. Un che abbiamo bacio, appena un incontrato. bacio. Grazie a Un Rossella che ha bacio partecipato. forte. Voglio anche salutare le ballerine, Stupende. ringraziarle, stupende. Ripetiamo i nomi veloce. Emma, Beatrice. E a questo punto cosa dire? Si chiude con Guaioncella napolitana. Lucia Diamante. Ciao! Amo viaggiare, amo ballare, mi piace a pizzo, pallone o suna. So picciarella, ma so bellella, tengo 10 anni, mi piace cantare. E tengo marito cuore, e credo sempre all'amore. Voglio una vita speciale, non può che non stetta per far innamorare. Con la guaioncella napolitana, vesto tutto firmato, non so Milano. Tengo sta bella nera, solo rinde in mano. E stu cama, pizza cara. E voglio bene a questa gente, capo mi sente e poi mi applaude mentre canta. Sono innamorata e gli scrivi a tua ricchezza e solo il mio migliore amico. Voglio chattare, voglio parlare con le mie amiche, mi piace Giugia, ma principessa e questa casa, e si mangazza mi mette a Luca.